Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi e quanta gente ci sta. Buongiorno a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, se volete una fotografia dello stato, diciamo, comatoso della sinistra, anche se comatoso mi sembra di indulgere ancora in un eccesso di ottimismo, ma la fotografia ce la scatta la cronaca di queste ore, che ci regala una scena davvero epocale, nel senso che descrive esattamente cos'è la sinistra oggi nella nostra epoca. La scena arriva dalla festa dell'unità di Lodi. Voi sapete che la festa dell'unità è un termometro perfetto per misurare l'evoluzione barra involuzione della sinistra, no? A Bologna la giunta di sinistra se l'è presa con le salamelle perché inquinano, no? La salamella che era un totem delle vecchie feste dell'unità, quando la sinistra era una roba tetra, comunista, ma almeno seria. Ebbene, la festa dell'unità di Lodi però va ben oltre e ci scatta veramente un'istantanea dell'impazzimento ideologico della sinistra attuale, perché è avvenuto che alla festa dell'unità di Lodi, proprio negli stand democratici, negli stand allestiti dalle anime belle e progressiste, c'è stata una mega rissa tra immigrati con tanto di macete, bottiglie rotte usate contro l'avversario, pugna, più una rissa che si è svolta in più momenti, insomma una mega rissa tra immigrati proprio nei capannoni della festa dell'unità. Capite che il commento è nella notizia, non vorrei neanche indugiare troppo, ma anzitutto gli estremi di cronaca, appunto. Il primo dalla notizia è stato Il Giorno, sostanzialmente è stato un alterco tra un gruppo di immigrati e un altro straniero che a un certo punto ha sfoderato un macete. Chi di noi non porta un macete nel caso abbia da discutere con l'automobilista di fianco? Allora gli altri hanno reagito anche appunto rompendo delle bottiglie e usandole come armi contundenti. La cosa è degenerata, si sono aggiunti altri gentiluomini partecipanti a questa disquisizione e tra l'altro la violenza è iniziata all'esterno del gazebo dello Spazio Giovani. Voi ve li vedete, noi giovani democratici che rispettiamo molto, come tutti coloro che si impegnano in politica, no? Pettinati, radical, con le loro certezze woke, all'improvviso fanno irruzione questi immigrati che iniziano a provare ad accoltellarsi. Sarebbe meraviglioso se non fosse tragico. Rissa che poi è proseguita sulla pista da ballo, e qui veramente la perfezione della cronaca è ai massimi livelli, proprio di fronte alla bandiera della pace. Cioè, questi qui si provano ad accoltellare di fronte alla bandiera della pace. Una fotografia che ci conferma tutti i guasti, le illusioni, le follie dell'ideologia inclusivista, dell'ideologia arcobaleno, no? Di quella bandiera come ideologia e di tutti gli abbagli presi dalla sinistra in questi ultimi decenni, appunto l'inclusivismo a oltranza, il culto dello straniero, dell'immigrato, dell'altro che arriva da lontano, sempre a discapito di quello che tra l'altro sarebbe il tuo prossimo, il vicino, cioè il cittadino in carne e ossa, spesso appartenente ai ceti medio-bassi. E questo irenismo per cui basta accogliere e si va incontro alle magnifiche sorti progressive. No, se si accoglie senza alcun criterio e soprattutto senza tutelare in primis quella premessa della convivenza civile che sono la legge e l'ordine come premessa delle libertà di tutti, ebbene poi può perfino capitare che alla festa dell'unità degli immigrati provino ad accoltellarsi a vicenda di fronte alla bandiera della pace, celebrando inconsapevolmente il funerale definitivo della sinistra politica. Grazie a tutti, a domattina. Tra un manifesto e lo specchio Avete ascoltato Liberamente.
in quanti ti